Pattugliare in bici le loro case già a partire da stasera è quanto hanno deciso i residenti di Viale San Marco a Mestre, stanchi e oppressi dall'escalation di violenza registrato lungo questa strada che confina a sud-est con Venezia e dalla parte opposta con Piazzale Cialdini, il centro città. Non vogliamo costituire una polizia privata. Tra amici cerchiamo di divulgare la notizia in maniera tale che quando potremo essere 3 o 4 o qualcuno di più che viene possiamo girare in tutte le zone del Viale San Marco. Avviata anche una raccolta firme da spedire al sindaco per potenziare i gruppi di controllo di vicinato a contrasto di tanta violenza e criminalità culminata nell'ultima settimana pure con i furti e tentati furti in casa, ben 6 vicino alle poste e tra i rioni San Teodoro e Aretusa. Riguardo alla sicurezza in tutte le sue componenti, non sicurezza solo ambientale, ma passaggi pedonali, luci, e volevamo appunto avere un incontro per sapere che fine fa, perché ci sono stati dei cambiamenti. Favorevole al tavolo di confronto anche il Partito Democratico Cittadino. Con le associazioni di categoria, con le associazioni di volontariato, con le scuole, perché anche dalla scuola parte un lavoro importante con gli insegnanti che sono sempre in prima linea. Quindi serve cambiare passo mettendo attorno a un tavolo tutti questi soggetti e costruire una politica nuova.